Ciao, benvenuto in questo nuovo video sull'ipnosi. Oggi voglio spiegarti com'è fatta l'ipnosi, la sua struttura. In questa lavagna vedrai che ci sono 3 step, parlerò della prima parte di induzione, la parte di riprogrammazione e la parte di riorientamento. Perché devi sapere questi 3 step? Non per diventare un ipnotista, ma semplicemente per eseguire questi step per te. Se quindi vuoi migliorare il tuo stato di sonno o il tuo stato, qualsiasi performance fisica, sportiva o magari l'ansia, diminuire lo stato di ansia o diminuire i dolori persistenti. Questo è un video che potrebbe veramente interessarti. È una serie di 3 video, questo è l'ultimo video della serie sull'ipnosi. I primi 2 ho spiegato che cos'è l'ipnosi clinica, che è diversa dall'ipnosi da palco, e i miti dell'ipnosi. Molte volte se ne parla male, qualcuno può spaventarsi già all'idea della parola ipnosi, non è nulla di cui spaventarsi, è qualcosa di molto sicuro che puoi fare per te con un'autoipnosi oppure riceverla da un terapista. Ok? Andiamo direttamente a come è strutturata l'ipnosi. Qua ho messo 3 step: induzione, suggestione e riorientamento. Tutti questi 3 step bisogna farli in sequenza. Il primo step è l'induzione. Qua parliamo dell'entrare in uno stato di flow. Ok? L'ipnosi è uno stato di focalizzazione ed è un mix tra focalizzazione di un qualcosa, che puoi focalizzarlo, adesso vediamo su che cosa, o è uno stato meditativo, quindi stato di rilassamento e poi stato di focalizzazione. Lo stato di rilassamento, qui vedrai che ho messo la respirazione. La respirazione è un modo per rilassare in veramente pochissimi secondi il tuo sistema nervoso. Quindi qualora tu ti trovi in una situazione in cui vuoi calmare il tuo corpo, perché magari sei stressato, magari sei agitato, inizia direttamente con la respirazione. Come farla? In questo caso ne ho messe 2 di opzioni, la 5-5-5 e la 4-7-8. Cosa vuol dire? 5 secondi di ispirazione dal naso, 5 secondi di apnea, 5 secondi di espirazione dalla bocca, 5 secondi di apnea, 5 secondi di ispirazione dalla bocca, dal naso e così via. Questa è la box breathing, quindi la 5-5-5-5. Questo ti aiuta già a rilassare dopo 4-5 cicli di questo giro, ti aiuta sicuramente ad abbassare il tuo livello di stress in poco tempo. La 4-7-8 è una di quelle altre opzioni che posso darti, secondo me più potente, quindi sono 4 secondi di inspirazione dal naso, 7 secondi di mantenimento, quindi apnea, 8 secondi di espirazione lenta dalla bocca, come se dovessi soffiare attraverso una cannuccia. Fallo per 3-4 cicli, guarda la differenza. Questo si farà ad occhi chiusi perché l'ipnosi, questo stato meditativo, deve essere più efficace con degli occhi chiusi, blocchi diciamo altri processi mentali che usi con gli occhi aperti, quindi usiamole tutte le nostre energie per focalizzarci all'interno. La respirazione è un qualcosa quindi molto importante all'inizio, che puoi fare da te, lo puoi fare anche quando per esempio stai iniziando per metterti a letto, a dormire, non riesci a dormire, inizia con questi cicli di respirazione. Cosa fare dopo? Ci sono 3 opzioni. La prima, non so se hai mai sentito una sessione di ipnosi, ti diranno per esempio di chiudere gli occhi, focalizzare la tua immaginazione come se stessi guardando una scala che va in basso e ad ogni step, quindi dal 10 allo 0, dallo 0 al 10° step, la tua rilassatezza, il tuo relax sarà sempre più profondo ad ogni passo. Quindi il terapista ti guida in questa scala. Oppure un'altra opzione è quella di fare un body scan del tuo corpo, partire quindi dalla parte superiore del corpo, dalla nuca, dalla testa, rilassare fronte, viso, collo, spalle, eccetera, pian piano, quindi proprio sentendo e visualizzando che stai scansionando questo corpo. La terza opzione
essere in un paesaggio sicuro, tranquillo, come potrebbe essere un giardino, un prato, dove visualizzi quello che stai vedendo, quindi sei sempre ad occhi chiusi, ti focalizzi non solo sulla visualizzazione, ma su tutti i sensi, o quasi tutti i sensi. Udito, olfatto, tatto, quindi udito, cosa sento nell'ambiente? Sento degli uccelli che cantano, piuttosto che l'olfatto, l'odore del legno che brucia, per me è un odore che mi fa piacere, no? Oppure il tatto, cosa sento tra l'erba che ho sotto i piedi o le mani. Temperatura, solitamente stati caldi, temperature calde, il sole che ti irradia il viso e senti questo calore. Quindi tutte queste visualizzazioni puoi immaginartele da te ed entri in uno stato meditativo. Quanto dura questo stato meditativo di induzione? Intorno ai 2-3 minuti già basta, 2-3-4 minuti, dipende ovviamente da quanto sei abituato a rilassarti. Poi appunto entriamo nello step di riprogrammazione mentale. Questo è lo stato vero ipnotico, ovvero sei in uno stato di flow state, entri in uno stato quindi di trance. Tra virgolette trance è brutto da dire perché sembra che non hai controllo sul tuo corpo, il terapista ha il controllo su di te. Non è vero, vedrai nel secondo video ho parlato sui miti, non è assolutamente vero, sei cosciente del tuo corpo e in controllo al 100%. In questo stato sei in uno stato molto suscettibile, quindi qualsiasi parola che il terapista o tu in quel momento ti stai dicendo, il tuo cervello lo recepisce e lo aziona. Quindi se stiamo parlando di dolore, per esempio, ho dolore alla schiena, ok? In questo momento visualizzo che la parte della mia schiena lombare si è rilassata completamente. Sento una sensazione di calore che mi distende i muscoli, li posso vedere, li posso sentire, li posso toccare. I neuroni, quindi la parte superficie della mia pelle, si sta riprogrammando e quindi più vado avanti in questi minuti, più questa superficie del mio corpo si sta rilassando. E non solo si sta rilassando nel momento in cui medito, ma visualizzo che posso camminare come voglio, posso sedermi come voglio, senza essere contratto. E questo lo posso vedere nella visualizzazione. Tu dirai, ma come posso farlo? Semplicemente lo devi visualizzare, lo devi sentire. Questo appunto, se non sei abituato, un terapista ti può guidare in questo stato e tu dirai, ma è finzione. Questo non è vero, nel senso è finzione perché magari non è ancora accaduto, ma quando tu lo visualizzi, il cervello non fa differenza tra realtà e finzione. Quindi quando glielo dici, quando lo visualizzi come se fosse vero, qualcosa succede a livello cerebrale in modo in cui i tuoi neuroni, il tuo cervello lavora come se veramente questa è la situazione in cui ti trovi. Ovviamente il fatto di farlo con grande suscettibilità, come se fosse vero, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, c'è un reset, quindi installi un nuovo programma nel tuo cervello e in qualche modo impara il cervello a fare quella cosa veramente. Tu direi questa è magia, no, viene veramente fatto anche in ambito professionistico. I professionisti sportivi usano la visualizzazione per ampliare le loro capacità motorie. Prima di una gara visualizzano la gara perfettamente come la vogliono fare, al millimetro, cioè non parlo solo di vedere loro che stanno vincendo la gara, no, cosa fanno nel processo, per esempio un maratoneta, come si sente mentre che fa questo 10° chilometro, 11° chilometro, 20° chilometro, come si sta muovendo, come sta sudando, lo sta visualizzando prima. La stessa cosa noi dobbiamo fare per l'ansia e per il dolore. Se sei in ansia di un evento, vediti in quell'evento come se fossi già al tuo massimo, come se fossi lì e stai creando quella realtà nella tua mente con i minimi dettagli. Cosa stai sentendo? Il pubblico di fronte a te, la gente che ti sta guardando, la temperatura nell'aria. Questo è uno stato incredibilmente potente che ti assicuro cambierà
non solo il modo in cui il tuo corpo funziona, ma il modo in cui ti approcci al futuro. Quindi anche se hai ansia, va bene, ci sta, è normale, l'ansia è una paura che ti protegge dal futuro o dal passato, e la puoi riprogrammare, riprogrammala come vuoi. Quindi no, ovviamente qui stiamo pensando di un futuro ipotetico perfetto. Poi cosa succede nel futuro non lo puoi sapere, ma intanto tu stai programmando la tua mente e ti assicuro che funziona se sei consistente, se ci credi. Ovviamente il crederci qua devi fidarti di me in questo caso che ti sto spiegando queste cose, se no ti devi fidare della scienza, che ci sono un sacco di studi scientifici ad attestare l'efficacia di queste pratiche. Tu dirai, nel dolore cronico com'è possibile che si ricavla il cervello, se in realtà ho veramente qualcosa alla schiena? Questo mio canale è dedicato a dolori nociplastici, quindi ricordati, sono dolori cronici che non hanno una problematica strutturale. È aspecifico, non specifico il problema, quindi non si riesce a capire da dove arriva. Molto probabilmente il tuo sistema nervoso che è in ipersensibilità. In questo modo l'ipnosi o la meditazione, forse più l'ipnosi, ti rende in uno stato in cui il sistema nervoso si abitua a rimanere a bassi giri, tra virgolette giri, come se fosse una macchina. Quindi quando poi ti trovi dopo l'ipnosi a fare qualsiasi cosa che vuoi, ti ritrovi in uno stato che è già capace di rimodellarsi, l'ha già fatto dentro di te, perché quindi non lo può fare un'altra volta nella realtà, visto che comunque il cervello non sa la distinzione tra realtà e finzione. Quindi programmazione, dolore e ansia, il cervello non fa differenza tra realtà e finzione. Rientriamo nell'ultimo stato, quindi la suggestione qui potremmo essere dai 5 anche da un'ora, cioè qui dipende quanto vuoi programmare il tuo stato. Normalmente 5, 10 minuti, 15 minuti di riprogrammazione di suggestione è già abbastanza. Quando si esce dallo stato di trance, bisogna comunque prepararsi e dire al corpo, ok, stai uscendo da questo stato. Possiamo dire di rimanere in quello stato anche dopo, quindi se noi vogliamo riprogrammare il dolore, possiamo semplicemente dire, ok, sto uscendo da questo stato di ansia e rimarrò in questo stato di quiete anche dopo questa sessione, per tutta la durata della mia giornata. Parla alla tua mente come se fosse semplicemente un esecutore, perché il tuo cervello è un esecutore, ok? Chi comanda il tuo cervello è il tuo io e il tuo subconscio. Quindi tu sei il tuo io, tu sai come comandare il tuo cervello semplicemente dicendogli le cose che deve fare. E qua gli stiamo dicendo che sta ritornando alla normalità, c'è un countdown da 0 a 3, ok? Potremmo dire entro i 3 ti sveglierai, sarai perfettamente cosciente come prima, continuerai le tue attività, siamo a 3, inizierai a muovere le mani, siamo a 2, arriviamo a 1, sei perfettamente cosciente, sei perfettamente in grado di eseguire una certa task, una certa attività che abbiamo programmato prima, oppure vuoi andare a dormire, non ti serve in questo caso dire niente nella riorientazione perché stai andando a dormire, ma se vuoi tornare in una modalità diciamo cosciente nella vita di tutti i giorni, semplicemente fai un countdown da 0 a 3 e dirai al 3 ritornerai alle abilità che hai sempre avuto in una situazione cosciente e normale, ok? Quindi questo è semplicemente uscirne per essere tranquilli che sei uscito da questa trance. Non succede nulla se non fai questa e sei comunque in uno stato di sicurezza. Magari non facendola ti senti un po' disorientato. Questo è l'unico rischio che potresti avere. Quindi, riassunto, induzione, flow state, respirazione. Scegli una delle tre, io solitamente scelgo le scale, perché l'ascensore che scende o sale al 10° piano mi crea comunque un po' di ansia, il fatto di andare su o giù non riesco a capire bene dove sto andando, invece le scale vedo perfettamente dove sto andando e senti il piede andare giù, lo senti. Programmazione, stato centrale, riorientazione, 3 minuti vanno bene, 2 minuti per ritornare alla normalità, countdown da 0 a 3.
Ora, questa è la struttura. Se vuoi evitarti il tuo lavoro, quindi di creare il tuo stato di ipnosi, autoipnosi, ti capisco, guarda nel mio canale YouTube, trovi una sessione di autoipnosi che sta avendo veramente successo, che sta dando i benefici sperati. Sono veramente grato dei commenti che mi stanno arrivando in questi giorni, perché ci ho messo veramente tanto per studiare e praticare questa pratica. Nei prossimi video in futuro metterò sempre più pratiche diciamo meditative di autoipnosi per riprogrammare il tuo stato interno psicofisico, quindi da creare ancora più potenza di quella che pensi di avere, ok? Perché il cervello è incredibile e semplicemente dobbiamo usarlo come capace per quello che è capace di fare, ok? Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video e ti metto qui di fianco da qualche parte la meditazione autoipnosi da 10-15 minuti da provare, ok? Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti un mi piace, perché aiuta l'algoritmo di Facebook a diffondere queste notizie a più persone possibile. Questo non è solo una passione per me, è un lavoro, quindi grazie per sostenermi e ci vediamo al prossimo